emozioni al Blue Energy Stadium in un prepartita dedicato alla memoria del terremoto del 76. La fanfara della Brigata Julia, applauditissima, ha esordito con l'inno dell'Alpino, ascoltato in religioso silenzio dagli spettatori. E poi in campo i sindaci dei 45 comuni colpiti dal sisma, il minuto di silenzio in ricordo delle vittime e la presenza di migliaia tra alpini, vigili del fuoco e protezione civile sugli spalti. Pomeriggio che ricorderemo. Io devo essere grato all'Udinese per questa scelta, per questa occasione. La maglia che abbiamo visto iconica, importante, e poi naturalmente il ricordo, la sfilata dei sindaci in onore a un'esperienza straordinaria che ci ha fatto in qualche modo far comprendere il valore di questa straordinaria ricostruzione. E mutuando il commissario Zamberletti ricordo sempre però questa battuta proprio in onore di questo stadio, dei friulani, dell'Udinese, quando gli chiesero se questo fosse un modello replicabile e lui con molta delicatezza si limitò a dire ma qui c'erano i friulani. 50 anni fa una scossa ha ferito il Friuli. Noi siamo caduti ma ci siamo rialzati ancora più forti, come sa fare solo chi sa superare insieme un'avversità, perché il Friuli non è solo una terra, il Friuli è un principio. Abbiamo in campo gli alpini, abbiamo in campo i sindaci, è una giornata veramente bellissima, quindi sono molto contento che siano tutti qui. Commosso anche il patron bianconero Giampaolo Pozzo, che ai nostri microfoni ha ricordato quei terribili momenti di 50 anni fa. Io per lavoro ero all'estero e sono rientrato con grandi preoccupazioni, avevo qui la famiglia e tutto, si sentiva parlare di difficoltà anche ad avere informazioni perché era interrotto tutto, e è un momento di ricordi molto commoventi.